Grazie Giorgio per la linea, un saluto a voi in studio. Noi qui naturalmente siamo arrivati all'ultima puntata di Minuto Politico di questa stagione e sono davvero felice di non vedere più l'assessore Ciano Contin. Senz'altro, grazie. Troppo buono, troppo sì, buono. troppo buono sì. Assessore, appunto, ultima puntata del Minuto Politico. Senz'altro, senz'altro. Allora io, guardi, Sì. avrei parecchiato un discorso per congelarmi da tutti gli spettatori. Congelarmi da tutti gli spettatori, senz'altro. Che avrei caro leggere. Prego. Ah sì? Bene, bene, bravo, è importante, sai, mi piace, Cosa? mi piace. No, pregare, che preghi, bravissimo sei. È importante che coltivi la tua spiritualità, sai? Sì, ma continua intendevo- così, però adesso lasciami fare il mio discorso. Posso iniziare? Prego. Ancora. No, nel senso... Fallo a prego. casa nella tua cameretta, Ma no, perché ma devi prego, farlo. nel senso, prego, vada Senz'altro. avanti, vada avanti. Cari cittadini, cari cittadine, Continua. è un anno ormai... Chi? È un anno, Scusi. un anno ormai. È un anno! Senz'altro. Ma che senz'altro? Ma non lo Sai, scrive leggimi il bene? discorso, ti Non è che continuo a pregare, l'aiuta. È un anno ormai che quando che attaccate la televisione il mercoledì catate me. Cosa dici? Scusi. Scusa che intanto l'italiano mi ingambaro, non sono un bravo orinatore. Oratore, assessore. Posso continuare? Certamente sì, prego. Anna, 8, oro, radar. Sono tutte parole che se anche le leggi all'incontrario è quello stesso. Proviamo. Anna, prova al contrario. Anna. 8, 8. oro, Oro. radar. Hai Radar. fatto caso? Scusi, cosa ce ne frega? Al contrario di altre parole invece, che al contrario, tipo guardarail, No. sfesa, Scusi. Giorgio Boril, io, gruppo elettrogeno. Vabbè. Se le leggi in contrario non è stesso. Sì. Aspetta, anche Vada- io. vada. Anche io. Al contrario, No, io e se... Oi. Oi, dipende se devo giocare Oi, diventa io. Senta, può continuare cortesemente? Senz'altro. Non ho ancora capito dove vuole andare a parare. Perché vi dico questo? Eh, Perché vi parlo delle parole che al contrario si leggono in stesso, tipo Anna, 8, oro e radar? Perché da piccolo mia mamma mi diceva, vedi assessore Ciano Contin? Scusi, sua mamma la chiamava già assessore. Lei ha già capito tutto. Vabbè. Mi diceva, anche se sei roverso, vai bene lo stesso. Capisci? Difatti io ho sempre stato roverso, ma se sono qua è perché non ho mai mollato e perché ho cattato la mia strada, fare politica. Sì, Vedete, quando mia madre seppie... Chi? Quando mia madre seppie in italiano, seppe, indietro e seppe. Quando mia madre seppie che fui bocciato alle medie, essa ringraziò le professoresse perché così potevo imparare la lezione. Quando mi bocciarono anche l'anno dopo, essa non ringraziò le professoresse, ma disse vabbè, imparerà meglio ancora. Quando a 18 anni presi finalmente la licenza media, essa mandò in buona alle professoresse e disse va bene che non si piccano le persone, ma potevi dare una peata a buttarlo fuori. Prima no. Con questo cosa voglio dire a tutti i giovani che ci ascoltano da casa? Arriviamo al dunque, Sì. giusto? Bene. Fatevi bocciare alle medie così potete avere successo nella vita. Ma cosa sta dicendo? Beh, mi è capitato così, No, ma non è questo penso il senso di quello che voleva dire, no. Sì, Ma cosa dice? Ma lei ma si rende Vuol conto? dire- Ma no, probabilmente voleva dire che se metterai le energie in ciò che ami, poi riuscirai a ottenere i risultati. Quello che penso che fosse. E me cosa vuoi dire? Ma ha detto tutt'altra cosa, Vabbè, per piacere. Ogni modo, Concluda. concludo dolci nel fungo, Dulcis in fundo. senz'altro, ringraziando tutti gli amici che ci seguono da casa, Bello. tutti quelli che ci seguono nei social e tutti quelli che ci seguono dal vivo. Adesso però muoia di seguirne, se no fermo coglione che mi va a dare in No. ferie né altri. Ciao persone! Ciao a tutti, ci rivediamo nella prossima stagione. Senz'altro!